7:26 di lunedì 15 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, prendete l'ombrello se uscite di casa, piove un po' dappertutto, c'è l'allerta rossa nelle province di Trapani e Palermo, scuole chiuse in diversi comuni dell'isola, il resto della Sicilia è di colore arancione o giallo, ma bisogna comunque prestare attenzione, specialmente negli spostamenti, per le disastrate condizioni della nostra strada. Ecco qualche esempio. Piogge e temporali, forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte. Si è svegliata così la Sicilia in un maggio climaticamente anomalo. La parte più colpita è quella occidentale dell'isola. Allerta rossa di protezione civile in tutta la provincia di Trapani e in alcune zone del Palermitano, dove i sindaci hanno subito disposto la chiusura delle scuole. Niente lezioni neanche ad Agrigento e a Cascata in diversi comuni dell'entroterra. Leggermente migliori le condizioni atmosferiche nel resto della regione, ma è sempre allerta meteo. Sarà di colore giallo o arancione a Messina, Agrigento, Enna, Caltanissette e nelle restanti zone del Palermitano. Sarà tutto giallo invece il versante orientale dell'isola, dove però a partire dalle prime ore del mattino sta piovendo in maniera consistente, ma a macchia di leopardo. A tal proposito si consiglia prudenza negli spostamenti, specie sulla 18 nel tratto Giardini Catania-San Gregorio e sulla 19 Palermo-Catania. L'ondata di maltempo, decisamente fuori stagione, è legata ad un vortice depressionario che si è formato tra la Tunisia e il Mar Libico e si sta dirigendo velocemente verso la Sicilia. Secondo le previsioni dovremo ancora attendere 15 giorni prima che le condizioni migliorino e si possa almeno parlare di primavera. Mannaggia a questo vortice depressionario, cosa dicono i quotidiani, Manuela? È l'apertura del giornale di Sicilia al maltempo, infatti leggiamo SOS maltempo, scuole chiuse. Già dal mattino previsti temporali, forti raffiche di vento e grandinate in alcune zone. Attenzione ai fulmini, la protezione civile ha emesso un avviso di allerta rossa per le province di Palermo e Trapani. Niente lezioni anche nell'Agrigentino, l'allarme arancione invece nell'arresto dell'isola. C'è un'ultima ora, beni per 65 milioni di euro sono stati confiscati a 3 imprenditori di Gela, noti nel settore del commercio delle autovetture e anche in quello immobiliare e naturalmente ritenuti vicini a Cosa Nostra. Destinatori del provvedimento della DIA di Caltanissetta sono, ecco i nomi, Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Antonio Luca. Allarme sicurezza a Catania, scioccata dopo la rapina al turista polacco ridotto in fin di vita a colpi di pistola per essere rapinato di un telefonino. I residenti del centro storico e non solo loro invocano sicurezza e protestano, così muore il turismo. Le sue condizioni sono gravissime ma stazionarie e sedato farmacologicamente il turista polacco di 35 anni aggredito e derubato del suo smartphone in pieno centro venerdì sera a Catania. Il delicato intervento chirurgico alla testa nell'ospedale Garibaldi e il trasferimento in rianimazione segnano l'epilogo di una rapina violenta come la città anche di notte allo sbando. Le volanti della polizia sono intervenute poco dopo la richiesta di aiuto di un residente della zona, ma l'aggressore, forse un extracomunitario, è riuscito a fuggire dopo aver rubato il cellulare. Secondo le prime indagini, il turista è stato colpito più volte con calci e pugni, è tramortito e caduto a terra battendo la testa. Adesso gli agenti della squadra mobile stanno esaminando le immagini della videosorveglianza tra via Neve all'angolo con via Penninello, vicino a piazza Stesicoro, in pieno centro storico, per ricercare indizi e risalire così all'aggressore. C'è anche l'amarezza del gestore del B&B che ospitava la comitiva di polacchi, tutti giovani, che erano appena arrivati in città. Per loro il ritorno in patria, racconta il titolare della struttura, dove la notizia dell'aggressione ha destato scalpore ed è stata ripresa anche dai media. Sono andati via impauriti, aggiunge, un brutto segno per l'intera città e per noi operatori turistici, alle prese con l'abusivismo e l'assenza di sicurezza soprattutto in centro. E proprio i comitati dei residenti del centro storico da anni denunciano lo stato di degrado e abbandono che ora rischia di pesare anche su chi viene in vacanza. Questi episodi potrebbero scoraggiare il turismo, così come scoraggiano da anni la frequentazione nelle ore serali da parte di famiglie di Catania del centro storico. Quindi in una città che offre tanto potremmo, per una crescente violenza al centro storico, registrare
una riduzione di una delle fonti più importanti anche di tipo economico, che è quello turistico. E da anni i comitati denunciano anche la richiesta di una presenza più costante di servizio d'ordine delle forze di polizia. A meno di 2 settimane dal voto, questo problema della sicurezza a Catania, addirittura proprio in centro storico, diventa sempre più importante. Adesso, anche se il tempo è in controtendenza, vogliamo parlare di mare, di ambiente, perché in Sicilia sono state assegnate, lo sapete, 11 bandiere blu, vuol dire che il mare è particolarmente pulito, 4 sono nella Riviera Ionica, in provincia di Messina. Vediamo. L'idea di una riviera blu è più attuale che mai. La costa ionica del Messinese ha fatto anche quest'anno il pieno di bandiere blu, il riconoscimento della ONG danese FI che premia le spiagge più sostenibili. Da Ali Terme a Santa Teresa di Riva il vessillo tornerà ad essere ben esposto sui lungomari nella prossima stagione estiva che partirà a breve. 4 bandiere blu in poco meno di 10 chilometri. Non è certo una novità e la soddisfazione è doppia perché rappresentano tutte delle conferme. Da Santa Teresa di Riva, che ha fatto da apripista nel 2017, ad Ali Terme con Roccalumere e Furcisiculo, che ha raggiunto il bis dopo il riconoscimento del 2022 alla prima candidatura. Tutti i paesi della Riviera Ionica hanno lavorato per implementare i servizi sulle spiagge e sui lungomari rispettando criteri di gestione del territorio con l'obiettivo di diffondere buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Gioiamo ancora di più anche perché non solo la nostra comunità ma anche gli altri comuni del comprensorio sono riusciti nuovamente a riconfermare questo riconoscimento, e questo ovviamente gratifica il lavoro che con grande impegno la comunità di Santa Teresa di Riva ha portato avanti, che è stato seguito da altri e che speriamo possa proseguire anche nei prossimi anni per avere una Riviera Ionica sempre più blu e per avere ovviamente una qualità dei servizi delle nostre spiagge, del nostro mare, che sia sempre migliore e al top. La soddisfazione è doppia perché l'essere stati riconfermati vuol dire che abbiamo lavorato bene e che stiamo avviando un percorso virtuoso per la nostra comunità, da condividere con i nostri concittadini, con gli operatori turistici. Più servizi per i cittadini e turisti significa più sviluppo per il nostro territorio. Adesso, in vista della stagione estiva, bisognerà migliorare ulteriormente le strade litoranee e gli arenili per renderli più accoglienti ai visitatori. La stagione turistica partirà a giugno, ma c'è già un appuntamento che servirà per diffondere l'educazione ambientale. Il 4 giugno prossimo, sulle spiagge di tutto il comprensorio, si terrà la giornata ecologica Plastic Free. 8 comuni, grandi e piccoli, per una giornata all'insegna dell'ambiente, perché qui spiagge e mare possono rappresentare un volano per il turismo e vanno salvaguardati. 7.34, buongiorno Sicilia, un'occhiata con Emanuela Corsa e i giornali siciliani. Abbiamo visto le nostre belle spiagge in attesa chiaramente di poter fruire e appunto anche del bel tempo. Intanto dicevamo il giornale di Sicilia oggi mette il maltempo in primo piano, tra l'altro c'è anche il commento di questo meteorologo che dice tanta pioggia, almeno un terzo di quella che cade in un anno. Sono le parole di Vincenzo Insinga di Trebbi Meteo, a rischio anche la zona costiera del Messinese. Questo per quanto riguarda appunto il tema maltempo. Altre notizie nel taglio alto, le presidenziali in Turchia, Erdogan in testa ma l'opposizione parla di farsa, poi approfondiremo con la stampa nazionale. Anche qui un'altra notizia, al raduno degli alpini la Meloni apre alla leva volontaria e poi oggi si parla molto di Fabio Fazio che dice addio alla RAI e passa a 9 con la Littizzetto. Il trasloco diventa un caso politico, accordo quadriennale andrà su Discovery. Per quanto riguarda invece le notizie regionali, Schifani attacca Lanci, siete contro di noi, dice, e loro rispondono siamo stupiti. Il presidente, i vertici non gradiscono il centrodestra, la replica è nostro ruolo è istituzionale. Ricordiamo Lanci sono i comuni, quindi in questo caso c'è un braccio di ferro tra la Presidenza della Regione e i comuni siciliani. Esatto. Sport a centropagina, vediamo Brunori chiama i tifosi per quanto riguarda la Serie B, quindi i rosaneri.
nero, venerdì la gara decisiva contro il Brescia, il Barbera sia una bolgia ed è corsa al biglietto. Il Palermo si gioca un posto tra le squadre in lotta per la Serie A contro un avversario che vuole salvarsi. Per quanto riguarda invece i playoff di Serie D, il Trapani in finale, il Licata si arrende, e poi il tennis, perché sono in corso gli internazionali di Roma. A Roma avanza un nuovo cecchinato, il palermitano approda al terzo turno. Poi notizie di cronaca. Trapani, fuggiasco trovato è di nuovo in cella, si chiama Francesco Adragna, era evaso dal tribunale, è stato scovato in piena notte in campagna con la moglie. A Favara, travolto dall'auto, grave un ragazzino, alla guida un 18enne positivo all'alcol test, un morto a Palagonia, 12 feriti nel Palermitano, un bollettino di guerra. E poi a Palermo tasse non pagate, licenze a rischio, ben 93 aziende hanno ricevuto la contestazione dal comune, già 20 si sono messe in regola. Cambiamo quotidiano, andiamo alla Gazzetta del Sud, che apre con la situazione economica del comune di Messina a rischio dissesto. Messina, Basile alla prova del 9, le ipotesi sono 3, sì al piano di riequilibrio, oppure dissesto immediato, oppure ancora dissesto guidato. Sulle criticità finanziarie del comune decisivo sarà il contraddittorio finale del sindaco alla Corte dei Conti. Poi, altra notizia, sempre a Messina, sicuramente molto più leggera, Piazza Duomo è la prova esterna di Masterchef, è stato allestito un set appunto della famosa trasmissione televisiva di cucina. E poi nel Catanese invece scontro frontale tra auto, appunto questo tragico incidente a Palagonia, muore un 42enne, ricoverati i figli minorenni. Altre notizie di cui abbiamo parlato anche nei nostri TG, il cadavere nascosto in casa, indagine serrata della polizia. Messina, la macabra vicenda di Bordonaro. Verrà interrogato nei prossimi giorni il 49enne residente alle Case Gialle di Bordonaro, nel cui alloggio è stato trovato il corpo di Ferdinando Testa, un latitante calabrese, e sono ipotizzati adesso i reati di occultamento di cadavere e di truffa allo Stato. Ricordiamo che percepiva praticamente la sua pensione, nascondeva il cadavere e percepiva la sua pensione. Poi altre notizie invece sul fronte della guerra in Ucraina, il viaggio di Zelensky in Europa, aiuti tedeschi, proficuo il tour appunto del presidente dell'Ucraina. A Berlino il presidente rilancia: dobbiamo avere i jet, ma non attaccheremo la Russia. Il Papa, nonostante il no alla Pax Vaticana, continua a dire: le armi uccidono la speranza. Approfondiamo tra poco, Michele, e poi sentiamo anche naturalmente cosa vuoi dire tu su questo argomento. E poi queste presidenziali in Turchia, lo scontro tra Erdogan e Kılıçdaroğlu in Turchia, sfida all'ultimo voto, il 28 ballottaggio. Sì. È accertato, i giornali sono un po' indietro naturalmente, ma stamattina la notizia è che si va al ballottaggio. Poi andiamo ancora invece ad altre notizie della provincia di Messina, Taormina, la SM ha deciso, sono in arrivo 73 assunzioni, stiamo parlando di una municipalizzata. E ancora a Barcellona, Milazzo, raffiche di vento, pali e alberi sulle strade, interventi tempestivi, questo per colpa dello scirocco che ha creato problemi alla viabilità. Violenza sessuale, assolto in appello dopo la condanna. Un uomo di Naso in primo grado aveva incassato una condanna a 7 anni e 6 mesi. In appello invece è arrivata la piena assoluzione. E ancora invece sul caso Fazio Littizzetto, troviamo anche qui in prima pagina: contratto non rinnovato è il nuovo caso politico, addio alla Rai, da Viale Mazzini a Discovery, firmato un quadriennale. E poi c'è questo sarcasmo di Salvini che dice, che ha scritto, ha twittato credo, belli ciao. Poi andiamo a vedere ancora
qualche notizia all'interno della Gazzetta del Sud. Chiaramente questa storia che riguarda il comune, il possibile dissesto, finalmente si farà chiarezza, si spera. Le tre ipotesi, dicevamo, sì al piano dopo il contraddittorio, no e dissesto, oppure dissesto guidato, la partita delle procedure di riequilibrio economico-finanziario tra comune e Corte dei Conti è alle battute finali. Il sindaco però resta ottimista, il sindaco Basile. E ancora il tragico incidente a Palagonia. Un morto e 3 feriti nel catanese. La vittima è un 42enne, dicevamo, Orazio Calcagno, coinvolti anche i 2 figli minori. Lo scontro frontale è avvenuto sulla circonvallazione, si sta cercando di ricostruire la dinamica e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Qua possiamo vedere anche la gravità dell'incidente, questa è l'auto distrutta, l'impatto tra i 2 mezzi è stato violentissimo, sono 2 autovetture che si sono scontrate frontalmente. Poi il cadavere in casa, indagini ardue, il caso del ritrovamento di un corpo di un latitante calabrese e l'ipotesi, dicevamo, di truffa ai danni dello Stato. Il 49enne titolare dell'alloggio verrà presto interrogato per appunto spiegare le motivazioni. Poi il maltempo, allerta rossa in numerosi comuni dell'isola, soprattutto, dicevamo, nelle province di Palermo e Trapani, dove molti sindaci hanno chiuso le scuole, ma il bollettino della Protezione Civile regionale ha evidenziato anche un avviso arancione per la fascia costiera del Messinese, della parte centrale dell'isola tra Agrigento, Enna e Caltanissetta. E poi la Sicilia di oggi invece, vediamo di cosa parla. Si torna a parlare del lavoro in agricoltura. Lavoro in regola? No grazie. Non solo sommerso in campagna, chi assume legalmente non trova manodopera. La denuncia di questa donna, di questa imprenditrice, che dice: mi chiedono di operare in nero perché prendono il sussidio, l'ex reddito di cittadinanza. Ora vediamo anche tra poco di cosa si tratta. E poi anche questa notizia: oltre al caro voli, dai gelati allo spritz, tutte le stangate che ci aspettano in estate. Ci saranno aumenti sotto tutti i punti di vista. Poi ancora che Rai che farà Fabio Fazio e la Littizzetto salutano bufera politica sul tweet invece di Salvini. Vediamo sul taglio alto invece verso le amministrative questo studio che oggi propone la Sicilia, perché a quanto pare più dei CAF pesano i CAP, i codici di avviamento postale, quindi le zone dove vivono i catanesi. Ecco dove si vincono le elezioni. E poi Meloni e Salvini vanno da Berlusconi. Ha parlato anche del ponte, il leader di Forza Italia è ancora ricoverato. Ma a quanto ha detto Meloni è in ottime condizioni, nonostante la gravità della sua salute, è in buone condizioni. Allora, vediamo questa notizia per quanto riguarda il comparto agricolo. Non trovo personale, mi chiedono di voler lavorare senza busta paga. Questa è la realtà di chi assume legalmente, che si scontra ancora con il reddito di cittadinanza. Vediamo qui in questa foto Lucrezia Panvini e l'uliveto della sua azienda che si trova a Santa Cristina di Gela nel Palermitano. A sinistra invece un titolo di una settimana fa sul calo delle assunzioni regolari nelle aziende siciliane. Questo era il titolo: fuga dai campi, assunzioni regolari in importante calo. Questa testimonianza raccolta dalla Sicilia, vero? La Sicilia. Sì. E poi l'estate è bollente, ma non solo dal punto di vista meteorologico, ma per quanto riguarda i prezzi. Dai gelati allo spritz, voli su del 50%. Ancora i voli. Sì, a fare i conti il Codacons, che sui dati dell'Istat ha scattato una fotografia sui beni e i servizi tipici del periodo delle vacanze. Vuoi vedere magari qualche aumento? Allora, l'associazione, tanto per essere allegri, per prepararci psicologicamente, l'associazione dei consumatori inizia a fare i conti dagli alimentari per poi passare alle bevande. Quindi i gelati
rispetto allo scorso anno costano il 22% in più. Il pesce fresco aumenta in media quasi del 6%, ma se si ricorre ai prodotti ittici surgelati l'incremento addirittura sale del 16,6%. Poi frutta e verdura fresca salgono entrambi del 7,6%, mentre per le patatine fritte la spesa aumenta del 16,1% su base annua. Per quanto riguarda invece le bevande, costerà molto di più concedersi uno spritz o bere una birra. Lo studio stima che gli aperitivi alcolici rincareranno dell'11,5%, le bevande alcoliche dell'8,6%, la birra del 15,5% e va peggio invece per chi opterà per le bevande analcoliche, i cui prezzi salgono del 17,1% raggiungendo il picco del 18% per i succhi di frutta, 15% per le acque minerali, delle quali in questo periodo cresce il consumo. Questa è la fotografia appunto che viene fatta per quanto riguarda gli alimenti. E per le vacanze invece che chiaramente non si salvano dai rincari, l'avvicinarsi del periodo estivo fa impennare i prezzi dei pacchetti vacanza che salgono del 26,8%, ma anche per gli alloggi il trend è al rialzo, gli alberghi hanno ritoccato le tariffe del 15,5%, villaggi, vacanze e campeggi del 7,4%, mentre per cenare al ristorante si spende quasi il 6% in più. Bene, ci fermiamo qui, bene si fa per dire, ma ci fermiamo qui per qualche minuto soltanto e poi riprenderemo con la rassegna stampa nazionale. Buongiorno Sicilia, state con noi. Alle 7.48, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E ancora Emanuela Corsi. Prego con i quotidiani nazionali. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. Allora, si parla di guerra in Ucraina e soprattutto di Zelensky. L'apertura è questa: Kiev vincerà entro l'anno. Zelensky a Berlino, pronti all'offensiva, ci servono i jet. Scholz dice Mosca si ritiri. Tour diplomatico prima dello scontro decisivo. Il Papa continua a dire le armi distruggono la speranza. Vorrei sentire te Michele. No, ricordiamo soltanto che poi ha visto anche Macron, c'è un'intesa comune, avete visto Italia, Francia, Germania, tutti sulle stesse posizioni, difesa a oltranza dell'Ucraina, l'Ucraina in Europa, armi all'Ucraina. E poi c'è questo piano di pace che, come ha ribadito Zelensky anche quando ha fatto visita a Roma, l'unico piano di pace è quello ucraino, lo ha detto al Papa e continua comunque a ribadirlo. Poi invece altre notizie, le presidenziali in Turchia, la corsa dello sfidante Kılıçdaroğlu, Erdogan costretto al ballottaggio dopo 20 anni al potere. Poi ancora vediamo reati, arresti, intercettazioni, così Nordio vuole cambiare la giustizia. Vediamo Fazio e Littizzetto, altra notizia di oggi, via dalla Rai, Salvini che scrive sui social belli ciao, questo per il nuovo contratto su Discovery. Mentre invece a centropagina c'è questa fotonotizia dedicata a Djokovic, il campione serbo, dice sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino e poi dice non sono mai stato Novax a proposito della polemica che scoppiò qualche anno fa a proposito degli Australian Open. Poi andiamo a vedere all'interno Zelensky, quindi in primo piano la guerra in Europa, russi sconfitti già entro quest'anno, queste sono le sue parole. Scholz invita Mosca a ritirarsi, il presidente ucraino a Berlino, qualche altra visita e saremo pronti ad attaccare. Poi a sorpresa va a Parigi, cena all'Eliseo, come dicevi, il legame con l'Europa si rafforza. All'estero, vediamo diciamo il tour di Zelensky, è partito il 21 dicembre del 2022 quando ha lasciato per la prima volta il paese dall'inizio della guerra ed è volato negli Stati Uniti. Joe Biden poi ha ricambiato con una visita a Kiev il 20 febbraio scorso. E poi prima delle visite di ieri in Germania e di sabato in Italia, il presidente ucraino è stato accolto dagli altri grandi paesi dell'Europa occidentale. Tra l'8 e il 9 febbraio è stato in Regno Unito, Francia e Belgio. E poi le 3 visite dall'alleato polacco dall'inizio
dall'inizio della guerra, ha visitato 3 volte la Polonia, dove arriva in treno quando deve volare all'estero. Poi c'è stato anche il 22 dicembre, il 9 febbraio, a ridosso appunto di questi dei suoi primi viaggi, e poi il 5 di aprile. Questa, diciamo, i movimenti di Zelensky all'estero. Poi sta per iniziare la controffensiva. Kiev aspetta di avere a disposizione tutte le armi promesse dagli alleati, intanto i suoi uomini avanzano a Bakhmut e mettono a segno molti colpi ad effetto. Andiamo avanti invece con Erdogan, il voto in Turchia. Erdogan costretto al ballottaggio, accuse incrociate sui conteggi. Kılıçdaroğlu spera, intanto il presidente turco si assicura la maggioranza in Parlamento. Al potere, dicevamo, da 20 anni, Erdogan è chiamato ormai il sultano, perché da quasi un ventennio tiene saldo nelle proprie mani il potere in Turchia. È stato premier la prima volta dal 2003 al 2014. E poi l'88% per quanto riguarda il voto, è l'affluenza alle presidenziali di ieri, poco più bassa quella alle parlamentari, ferma all'85,26%, ma stiamo parlando comunque di percentuali molto alte, se poi le paragoniamo tra poco a quelle del nostro paese per le elezioni. E poi 10 elezioni vinte sinora dal presidente turco, appunto Erdogan, 5 elezioni parlamentari, 2 presidenziali e 3 referendum. Vediamo se trovo subito la notizia, ecco perché confrontiamo un attimo dati alti in Turchia per quanto riguarda le presidenziali. Andiamo a vedere invece in Italia, dove si votava ieri, si vota ancora oggi alle amministrative. Affluenza in calo nella prima giornata. Oggi i verdetti delle comunali, si voterà fino alle 15, in 5 città ci sono le sfide cruciali. Ricordiamo quanti sono i comuni al voto, al momento 596 delle regioni a statuto ordinario, di cui sono 13 i capoluoghi di provincia. La Sicilia è esclusa, noi votiamo il 28. Esatto, perché poi ci sarà l'altro voto il 28 e il 29 maggio, quando poi ci saranno invece i ballottaggi di questa tornata, e si voterà in 39 comuni della Sardegna, nessun capoluogo di provincia, e in 128 comuni della Sicilia, di cui 4 capoluoghi. Te li faccio anche vedere in questa cartina: sono Trapani, Catania, Siracusa e Ragusa. Andiamo adesso a vedere invece la Repubblica. Ecco, Repubblica oggi apre invece con Fazio. Rai a destra, Fazio lascia. Il conduttore passa a Discovery con la Littizzetto dopo il mancato rinnovo del contratto. Non tutti sono adatti per ogni narrazione. Salvini ironizza e scrive: belli ciao. Il PD protesta, è una sconfitta per il servizio pubblico. Oggi il cambio dei vertici è voluto dal governo. Poi un'altra notizia: Calderoli, all'Italia serve un governatore, premier eletto come nelle regioni. La situazione, il voto in Turchia lo vediamo qua a centropagina, la Turchia verso il ballottaggio, l'opposizione, siamo a testa con Erdogan, e qui vediamo i contestatori e i sostenitori di Erdogan prima del voto. Lo sfidante Kılıçdaroğlu ha contestato il conteggio dei voti. Credo che non sia il primo caso che sia avvenuto proprio per quanto riguarda il voto in Turchia. All'interno vediamo in primo piano Fazio che lascia la Rai dopo 40 anni. Non sono un uomo per tutte le stagioni, ha commentato il conduttore di Che tempo che fa, che ha firmato appunto per Discovery, con lui anche la Littizzetto. Salvini esulta, il PD, come abbiamo già letto, dice è un danno per l'azienda. E poi c'è un'altra notizia di cui parla oggi, che mette in primo piano Repubblica, la situazione delle case popolari in Italia. Il buco nero, lo chiama, delle case popolari. Sono poche, fatiscenti, spesso vuote, con 400.000 famiglie in attesa. Solo il 2% va a nuovi inquilini. Questa è un po' la fotografia del disagio abitativo in Italia. Sono 26 milioni
le famiglie in Italia, 690.000 in disagio grave, 780.000 in disagio acuto, e poi c'è 1,5 milioni di famiglie in disagio acuto e grave. Questa è un po' una situazione allarmante per quanto riguarda appunto lo Stato, la situazione economica delle famiglie. Poi il canone, la rata e il reddito per le famiglie con disagio acuto in euro 2020, quindi qua si vede quanto incidono poi l'affitto o il mutuo. Adesso invece andiamo avanti, perché tornando alla guerra, su Repubblica sono andata a prendere questa analisi, è un sondaggio di Demos, perché gli italiani e la guerra, gli amici di Putin erodono la fiducia da Kiev a Mosca. Secondo il sondaggio Demos, in un anno gli elettori di Lega e Forza Italia hanno cambiato di 4 punti il peso dei consensi relativi al conflitto. Allora, qui di spalla vediamo per esempio gli orientamenti geopolitici degli elettorati. Noi vediamo che per esempio nei confronti della Francia azione al più alto gradimento, per quanto riguarda gli Stati Uniti anche lì il terzo polo, per quanto riguarda la Russia, questo è il dato, è la Lega che ha ancora il più alto gradimento nei confronti del paese guidato da Putin, mentre invece rispetto all'Ucraina è Forza Italia e la Lega è all'ultimo posto. Poi io direi adesso di cambiare anche i quotidiani, vediamo un po' le prime pagine degli altri. Qui si parla della Meloni sulla Stampa, investe sulla guerra, ma così si rischia l'atomica, l'intervista con Conte, sbagliata la strategia con Kiev, ascoltiamo invece il Papa. Questa è la posizione dei 5 Stelle che, come è noto, sono contrari all'appoggio pieno all'Ucraina e soprattutto all'invio di armi. Sì, poi andiamo al Messaggero. Stop al grano, altra notizia, rischio migranti. L'intervista al ministro Tajani: se si blocca il Mar Nero in Africa, milioni di vite in pericolo. 3 giorni per salvare l'intesa, ma i russi paralizzano tutto. Piantedosi, missione invece in Tunisia. Anche qui la Turchia, Erdogan e Kılıçdaroğlu verso il ballottaggio, testa a testa nella notte tra il presidente e il suo antagonista. Come dicevi tu, però è confermato il ballottaggio appunto. Mentre invece Il Mattino, anche qui si parla di Zelensky, della visita a Berlino. Dice ora i caccia, il tour europeo del leader ucraino, prima il pieno sostegno dei tedeschi, poi la cena da Macron. E ancora l'intervista a Tajani: stop russo all'intesa sul grano, il rischio è quello di un'ondata di migranti dall'Africa. Io non so quanto ho ancora a disposizione, se possiamo vedere ancora. Possiamo vedere un altro quotidiano. Ok, vediamo il Sole 24 Ore, ecco, visto che parlavamo di quella fotografia abbastanza preoccupante per quanto riguarda l'estate. Famiglie, rincari, vacanze al tempo dell'inflazione costeranno 800 euro in più. Le fiammate dei costi di voli, hotel e affitti fanno aumentare le spese per una settimana di ferie. Richieste boom per l'ospitalità di lusso, perché poi c'è sempre questa forbice, cioè cresce sempre il lusso e invece le famiglie, diciamo la maggior parte delle famiglie italiane, soffrono sempre di più. E poi vediamo ancora velocemente il Fatto. Dice Francesco, parlando del Papa, le canta a Zelensky: le armi distruggono la pace. Santa Sede irritata per il no di Kiev alla mediazione con Mosca. Questa riecheggia la posizione dei 5 Stelle, come è noto. Comunque, sì. Insomma, i fatti stanno così. Ci fermiamo qui, scusate, e tra poco parleremo di equilibriste, cioè le donne siciliane che alle prese con scarsi servizi anche se fanno figli. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Giornata di lunedì caratterizzata da bel tempo sulla Toscana e sulle regioni settentrionali, quando avremo tempo stabile in un contesto asciutto. Una zona di bassa pressione invece regalerà instabilità al centro-sud come sulla Sicilia, dove avremo spiccata instabilità atmosferica con piogge e rovesci diffusi e con temporali di forte intensità specialmente sui settori centro-occidentali del territorio. Temperature massime diurne che saranno in lieve diminuzione.
Situazione variabile anche per quanto riguarda la giornata di martedì, quando avremo nubi sparse alternate a delle schiarite con fenomeni prevalenti sui settori centro-meridionali del territorio, in spostamento nell'arco della giornata anche a parte del nord. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, ma per dettagli ulteriori scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Eccoci qua, allora sono le 8:01, questo è Buongiorno Sicilia, parliamo di equilibriste, cioè le donne siciliane hanno più figli, cioè la Sicilia è al terzo posto come regione in cui le donne, diciamo, fanno figli. Precipita in fondo alla classifica quando si tratta di offrire servizi alle mamme, dal lavoro agli asili nido. Ne parliamo con Antonella Inverno, che è collegata con noi, responsabile delle politiche infanzia e adolescenza per l'Italia di Save the Children. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto una curiosità per quanto riguarda il numero dei figli, cioè la Sicilia è al terzo posto, non è come il resto dell'Italia che vive questo inverno demografico. E come si spiega? Perché il Papa, per esempio, l'altro giorno incontrando Meloni ha detto che la nascita dei figli è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo. Così se ne nascono pochi vuol dire che c'è poca speranza, questo è il Papa. Quindi a noi c'è una notevole speranza, visto che la Sicilia è al terzo posto. Sì, diciamo che in Italia c'è una situazione in questo momento abbastanza particolare, perché mentre una parte del territorio si sta adeguando, diciamo, a quella che dalle ricerche emerge come una regola, una correlazione positiva tra il lavoro e la fertilità, cioè dove le donne lavorano di più, dove c'è il doppio stipendio fisso, il doppio lavoro stabile, anche i figli aumentano. Ecco. E invece ci sono le regioni del sud che ancora scontano, da un lato scontano, dall'altro per fortuna una situazione per cui le donne stanno a casa tendenzialmente e fanno più figli. Diciamo che dal nostro punto di vista questa è una situazione che sicuramente richiama alla speranza, dall'altra parte sarebbe più sostenibile se le donne avessero anche dei servizi. Ecco, parliamo di questi, parliamo proprio di questi. Cominciamo con gli asili. Qual è la situazione? Voi avete fatto un rapporto con un indice anche dei servizi a disposizione delle donne. Qual è la situazione per gli asili, in particolare in Sicilia? Beh, la Sicilia proprio per gli asili si colloca all'ultimo posto di questa particolare classifica. Subito dopo ci sono la Campania, la Calabria e la Puglia, subito prima nella classifica. Sì. E il suo indice, pensate, è appena di 75 su un valore di riferimento per l'Italia che è 100. Questo vuol dire che nella regione è veramente un privilegio trovare un asilo nido. Per noi la situazione è insostenibile da questo punto di vista. Un asilo nido, una mensa scolastica o il tempo pieno a scuola. Bisogna intanto intervenire subito, non perdere l'occasione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per la costruzione di una rete capillare di servizi per l'infanzia. Adesso ci arriviamo. Le volevo chiedere per quanto riguarda invece il lavoro, perché abbiamo detto servizi quasi zero, è un po' tutto il sud, Sicilia all'ultimo posto. Lavoro per le donne? Beh, il lavoro è ultima anche lì, il suo indice è 81 nella dimensione del lavoro e questo vuol dire non solo che le donne non trovano facilmente un impiego, ma subiscono di più riduzioni di orario non volontarie e vengono, diciamo, espulse dal mercato del lavoro più facilmente dopo la nascita di un figlio. Quindi, facendo una sintesi un po' estrema, possiamo dire che per una madre in Sicilia è difficilissimo trovare un asilo e un lavoro che le permetta anche di crescere i figli, è così?
Sì, assolutamente, e questo si riflette poi per esempio nella dimensione della soddisfazione soggettiva, dove la Sicilia si colloca al penultimo posto, cioè dove le mamme sono meno soddisfatte della propria vita personale e del lavoro che fanno. Voi avete fatto questa ricerca che è molto documentata, cioè questi dati li tirate fuori non sulla base del sentito dire, ma sulla base di un'indagine che prende in analisi demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza e soddisfazione soggettiva. È un lavoro impegnativo che ha fatto Save the Children. Sì, l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione che da anni portiamo avanti con l'Istituto Nazionale di Statistica e è proprio l'Istat che ha elaborato questo indice composito che mette insieme 14 indicatori diversi su tutte queste dimensioni che lei ha elencato. Abbiamo voluto anche quest'anno sondare l'opinione delle mamme, la loro percezione, questo a livello nazionale con Ipsos, e devo dire che il quadro che ne è uscito, a parte la gioia per avere un figlio che ovviamente c'è sempre ed è molto forte, anche un'estrema solitudine delle mamme, Non è per che... cui veramente è urgente. Prego. È urgente cambiare prospettiva e investire nei servizi e nel supporto alla genitorialità. Non a caso le avete chiamate le equilibriste, che si devono dare da fare un po' per tutto da sole. E ecco perché lei ha nominato il PNRR. Se ne parla tanto, ma poi non si capisce nemmeno se riusciamo a spendere i soldi che dovrebbero arrivare con il PNRR. Eh sì, diciamo l'Italia è uno dei paesi che ha scelto di investire questi soldi con dei bandi e non con delle assegnazioni, per esempio nei territori dove c'era più bisogno, e questo ha determinato una difficoltà da parte dei comuni meno attrezzati nel rispondere adeguatamente ai bandi, e ora siamo nella fase in cui i progetti sono stati assegnati, ma non è sicuro che gli stessi comuni riescano a portare avanti poi le gare che servono, gli appalti e quindi l'esecuzione materiale dei lavori. È molto importante invece sostenere questo impegno, perché da qui dipende veramente il futuro del nostro paese. Se riusciremo ad attrezzarci, pensi che l'obiettivo che già più di un decennio fa l'Europa ci aveva dato era quello di raggiungere il 33% di copertura degli asili nido, e non l'abbiamo ancora raggiunto. Adesso c'è un obiettivo ancora più ambizioso che l'Europa ci dà, che è del 45%, e noi siamo rispetto alla copertura pubblica più o meno al 13,7% in Caspita. Italia. Vuol dire che solo 13 bambini su 100, anzi un bambino su 10, più di un bambino su 10 riesce ad accedere all'asilo. È una situazione assolutamente insostenibile, anche perché l'asilo non è solo uno strumento di conciliazione per le mamme, ma è anche un vero strumento di contrasto alla povertà educativa per i bambini. Certo, certamente c'è un lavoro molto importante di chi si occupa dei più piccoli. Lei ha un'idea di differenze all'interno della nostra regione per quanto riguarda i servizi in particolare, non solo gli asili nido? Ci sono delle differenze, ci sono dei luoghi che un po' fanno eccezione, un po' dove le cose vanno meglio? Ma diciamo che la regione purtroppo si caratterizza per un'assenza quasi totale dei servizi. Ovviamente da provincia a provincia la situazione cambia, ma siamo lì in tutti i territori, non ci sono mense scolastiche, non c'è tempo pieno a scuola. Si calcola che in un anno un bambino della Sicilia perda qualcosa come un paio di mesi di scuola rispetto a un bambino della stessa età che vive in una regione dove c'è il tempo pieno tutti i giorni. Eh, E
Prego. non ci sono asili nido, come dicevo prima, insomma, la situazione è abbastanza critica da questo punto di vista. Ecco, per concludere, voi avete fatto questa ricerca importante, la presenterete immagino anche come alla nostra amministrazione, alla nostra giunta regionale, al governo della Sicilia. Qual è secondo lei il primo passo da fare per, come dire, invertire la tendenza? Abbiamo parlato di mancanza di mense di tempo pieno, che in Sicilia sostanzialmente non c'è nelle scuole, di asili nido. Ecco, qual è il primo passo da compiere che voi suggerite alle nostre autorità, anche per quanto riguarda la scuola? Ma sicuramente bisogna investire su più fronti, la direzione che abbiamo preso è la direzione giusta, ma bisogna essere più decisi e più incisivi. Assolutamente va equiparato il concetto di paternità a quello di maternità per cambiare la storia dall'inizio in qualche modo. Dall'altra parte, come ricordavo prima, si deve lavorare di più sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche l'attuazione per esempio dei decreti attuativi, i decreti attuativi del Family Act, che sono rimasti un po' a metà, cioè l'assegno unico che molte mamme chiedono di rafforzare, ma c'è anche una parte che riguarda proprio i servizi per l'infanzia, a partire dagli asili, ma anche i servizi extrascolastici per quando i bambini crescono, e questo è un decreto attuativo che ancora manca e che sarebbe assolutamente necessario approvare in tempi brevi. Bene, grazie, ci fermiamo qui, ringraziamo Antonella Inverno di Save the Children, responsabile politiche dell'infanzia e dell'adolescenza per l'Italia. Ci ha fatto questo quadro certamente non allegro delle equilibriste, come le hanno chiamate loro, giustamente le donne che sono mamme ma che hanno poi pochi servizi e quindi si trovano in situazioni di disagio rispetto anche alle altre regioni. Ci fermiamo per qualche istante e poi parleremo dei medici di base che chiedono aiuto. Sapremo perché tra poco. Di nuovo, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza. E con Emanuela Corsi, buongiorno. Parliamo dei nostri amici medici di base, perché tante volte ci danno veramente consigli, suggerimenti e aiuti immediati. Così non va. Non possiamo continuare così. I medici di base di Catania hanno inviato all'Ordine dei Medici una lettera di protesta e denuncia per la loro situazione, che ritengono ormai insostenibile. Autori di questa lettera sono in collegamento con noi il dottor Vincenzo Piso e la dottoressa Maria Francesca Falcone. Hanno anche promosso un comitato di medici di base e sono autori di questo esposto. Buongiorno e benvenuti. Perché cosa protestate con questa lettera? Vuole cominciare lei, dottoressa Falcone? Sì, allora più che una protesta si tratta di una segnalazione ormai dopo tanti anni di lavoro e di appunto segnalazioni che non sono state ascoltate. Il problema nasce principalmente dopo la pandemia. Durante la pandemia diciamo che siamo stati incaricati, tra virgolette, di fare un po' tutto, visto che tutti gli uffici, la ASP, l'INAIL, l'INPS, i comuni erano chiusi. Quindi diciamo abbiamo dovuto fare tutto e l'abbiamo fatto con servizio e con piacere. Il problema è che determinate cose che venivano fatte in pandemia continuano a essere così. In primis, per esempio, abbiamo un grossissimo problema con l'istituto INAIL, che come sappiamo è un istituto pubblico con accesso pubblico che si occupa soltanto di infortuni del lavoratore e malattie professionali. Di regola cosa succede? Un paziente nostro, comunque il lavoratore, durante le ore di servizio va incontro a un infortunio, nel 90% dei casi si reca al pronto soccorso che dopo visita emette un certificato telematico all'INAIL per un periodo limitato. La prosecuzione va da sé. Il paziente, che non è in quel momento un nostro paziente, ma è un paziente con un infortunio, con altre
tipi di problematiche che non c'entrano niente con la malattia, si reca all'INAIL e purtroppo all'INAIL regolarmente non solo a questo paziente è negato l'accesso a questo ufficio pubblico, in quanto lì davanti pare che ci sia un vigilantes che rimanda immediatamente al medico curante. Addirittura un vigilante dice dovete tornare al vostro medico di base? Sì, un vigilantes che impedisce l'accesso, distribuisce dei moduli dicendo testualmente vada dal suo medico curante, che è lui che deve proseguire il periodo di infortunio, faccia mettere una X qui e la firma. Trattasi di modulo intestato INAIL. Allora le strade sono due: o il paziente ritorna da noi, ma noi chiaramente non possiamo certificare, a parte che è reato certificare per altri, proprio reato penale, ma noi non possiamo certificare perché non siamo medici legali. Certo. Non solo, il paziente, lo informiamo noi, quando ha una prosecuzione di infortunio ha diritto a un'esenzione, non so, se ha una frattura al piede ha diritto all'esenzione per rifare il controllo radiografico, ma questa esenzione la può dare solo INAIL e deve essere ratificata dall'ASP. Quindi di fatto noi non c'entriamo niente. Quindi vi attribuiscono diciamo, come dire, qualità e attenzione che non sono di vostra pertinenza. Non solo che non lo possiamo fare. Quindi il paziente è costretto a tornare in Dottor Piso, non ci sono soltanto le persone sfortunate che subiscono incidenti sul lavoro, purtroppo ce ne sono tanti, ce ne occupiamo spesso anche nel nostro telegiornale. La vostra lettera di denuncia all'Ordine dei Medici riguarda anche altri casi, la maggior parte dei casi, cioè quando ce lo dica lei. Sì, buongiorno, purtroppo la sento, ho sentito a tratti la domanda, spero di aver capito bene e spero che mi sentiate. Vada avanti. Mi sente? Sì, vada avanti. Sì, allora la collega Falcone ha accennato nel suo intervento alla problematica con l'INAIL, ma ovviamente questo tipo di problematiche che sono ataviche, cioè non è che risalgono a qualche giorno fa, qualche mese fa, già prima della pandemia erano presenti, durante la pandemia si sono accentuate queste problematiche e noi speravamo sinceramente che con la fine dell'emergenza la situazione potesse migliorare. In realtà così non è stato e appunto oltre all'INAIL noi abbiamo problemi anche di notevole rilievo anche con le aziende ospedaliere, con gli specialisti che lavorano nelle aziende ospedaliere, perché ogni qualvolta che noi inviamo ad esempio un paziente per una visita specialistica, questo paziente regolarmente torna indietro, cioè torna da noi con una lenzuolata, noi usiamo questo termine, lenzuolata di accertamenti sia strumentali, di richieste di accertamenti strumentali o di esami ematochimici, che poi dovremmo prescrivere noi. In realtà non funziona così. Una volta che il paziente è in carico al medico ospedaliero, allo specialista, è lui che si deve occupare sia dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista burocratico si deve occupare lui di seguire il paziente da tutti i punti di vista. Questo crea ovviamente un disagio a noi perché veniamo gravati di un ulteriore carico burocratico, ma anche e soprattutto per il paziente che deve fare in sostanza la spola fra ospedale
o ambulatori, Allora, ospedalieri. dottore, mettiamoci dal punto di vista dei pazienti, no? Così la gente capisce un po' meglio perché Perfetto. lo vive sulla propria pelle. Questo balletto tra medici di base, che siete voi, e gli specialisti. Ecco, a farne le spese, lo diceva lei, sono i pazienti. Ci descrive un po' questo quadro? Sì, allora le faccio un esempio pratico. Allora, ecco, facciamo un esempio pratico. Un mio paziente che ha una X patologia, io ho necessità di inviarlo allo specialista, il paziente si reca dallo specialista e per esempio lo specialista ritiene opportuno aprire un ricovero, cioè perché decide che il paziente deve essere seguito per esempio con un ricovero in day hospital. Che cosa succede? La norma, perché noi parliamo in base alle norme che abbiamo a disposizione, non è che sono io che mi invento qualcosa o la dottoressa Falcone. Allora, a quel punto il paziente è in carico allo specialista. Lo specialista dovrebbe lui stesso aprire il ricovero in the hospital e svolgere anche le pratiche burocratiche necessarie. Invece cosa succede? Lo specialista su un pizzino, su un foglio di carta, alcune volte neanche siglato o firmato, lo rimanda indietro e dice al paziente: vai dal tuo medico di base e fatti fare la richiesta di ricovero, fatti prescrivere questi determinati esami, fatti fare questi esami ematochimici e poi ritorni da me fra qualche mese, sempre con una nuova richiesta di accesso alla visita. Dottoressa, il paziente fa il ping pong in sostanza. Abbiamo detto questo balletto, diciamo così, che certamente è sgradevole e soprattutto non ha nessuna spiegazione. Dottoressa Falcone, noi pensiamo soprattutto ai pazienti fragili. Voglio sentire la dottoressa Falcone, per favore. Voi sospettate che tutto questo alla fine finisca per giovare alla sanità privata, insomma, ecco, questo sospettate, cioè constatate questo, è vero? No, non è una questione di sanità privata. Noi non è che sospettiamo, noi abbiamo la certezza perché abbiamo riportato semplicemente quelle sono le norme regionali, circolari regionali, quelle nazionali, per cui da almeno 10-12 anni che prima non c'era la famosa ricetta dematerializzata, andavamo avanti, se ci ricordiamo tutti, col famoso ricettario rosso scritto a penna. Adesso questo non c'è più, adesso c'è la ricetta dematerializzata e in un primo momento i programmi e l'incombente è stata data giustamente solo ai medici di base. Dal 2010, vedasi Gazzetta della Regione Siciliana, è stato disposto che la sanità pubblica deve occuparsi di questa parte. Quindi un paziente arriva lì, fa la visita, il collega ha sia il ricettario rosso che il computer, il programma collegato al sistema ATS e deve fare, perché è un obbligo prescrittivo anche del medico ospedaliero. Dottor Piso, per concludere, che risposte vi aspettate dall'Ordine dei Medici se ancora non sono arrivate? Qual è il tipo di risposta? Vi sembra che ci sia una sensibilità adeguata? Allora, dottor Cuzza, noi ci aspettiamo delle risposte non solo dall'Ordine dei Medici, ce le aspettiamo anche dalla nostra azienda, perché noi siamo ovviamente, il nostro rapporto di lavoro è con l'ASPA, ma soprattutto ce l'aspettiamo dagli interlocutori che sono le aziende ospedaliere e l'INAIL, per esempio, del caso specifico delle certificazioni di infortunio sul lavoro. Abbiamo già avuto qualche contatto sia con l'Ordine dei Medici che con la nostra azienda. Non abbiamo avuto contatto con gli interlocutori principali, per esempio con l'INAIL o con le aziende ospedaliere, da cui aspettiamo magari un riscontro, perché sai, in pochi minuti è difficile spiegare una situazione che è diventata pesante, perché
il carico burocratico uccide la medicina, uccide la clinica. E soprattutto mette in difficoltà e disagio particolare i pazienti che sono in ascolto in questo momento. Noi abbiamo cercato di rappresentare il più possibile fedelmente questa situazione. Fateci sapere se riuscirete a ottenere qualche vantaggio, che vi auguriamo, che ci auguriamo tutti, anche per il benessere di chi sta già male ed è costretto a rivolgersi a un medico. Adesso cambiamo argomento, fra pochi minuti facciamo una breve pausa, tra poco sarà il nostro ospite Pupo. State con noi. Buongiorno Sicilia, parliamo di ludopatia. La Sicilia è la terza regione d'Italia dopo Campania e Lombardia per il gioco online, con un volume di puntate nel 2021, che è l'ultima statistica ma che ci fa capire, di 7 miliardi,6. Solo in Sicilia si giocano 7 miliardi,6. La nostra regione è anche al sesto posto per la raccolta pro capite fisica, ognuno, le sale scommesse con 825 euro a testa, ognuno di noi si gioca 825 euro. Il gioco d'azzardo è spesso preso sotto gamba, no, diciamo ma sì, ma in fondo che vuoi che sia, ma in effetti è una vera e propria dipendenza e come tale deve essere trattata. Vogliamo sentire per questo un esperto, psicoterapeuta, il professor Roberto Cafiso, cui do il buongiorno, che tra poco arriverà, e poi Pupo, che ha passato i suoi guai da questo punto di vista. Ci sei, Pupo? Eccolo qua. Ciao Michele. Ciao, bentornato. Tu non manchi occasione di far parlare di te. Poco fa, recentemente, abbiamo avuto questa storia di Mosca, cioè le polemiche legate a te. Apro una parentesi, noi siamo amici, ci permettiamo di parlare in questi termini. Allora, Enzo, del fatto che tu potessi andare a questa specie di Sanremo russo, mettendo a disagio naturalmente chi in questo momento è impegnato nel sostegno all'Ucraina. Alla fine però hai deciso di non andare, vero? Ma guarda, questo è un argomento che richiederebbe un approfondimento, perché proprio sulla vicenda russo-ucraina c'è troppa superficialità da parte di tutti nel giudizio, nel parlarne. E io vado in Russia e in Ucraina dalla fine degli anni 70 e ho cantato nelle più grandi città ucraine, nelle più grandi città russe, kazake, uzbeke. Sono in pratica un conoscitore di quel popolo, di quella gente, e non ho mai diviso il mondo tra buoni e cattivi, perché a volte alcuni sono buoni, a volte cattivi, a volte siamo a volte dalla parte del torto, a volte della ragione. Io penso che la pace sia desiderata da tutti, sia il popolo russo che il popolo ucraino desiderano la pace, ma penso che la cosa importante è che la cultura non vada mai, non subisca mai restrizioni, sia quella popolare che quella, come si dice, alta. Quindi in qualche modo, io ti dico la verità, non sono andato non perché ho avuto paura delle minacce, ma perché mi sono messo nei panni dei miei collaboratori che da anni lavorano e si affidano e si fidano di me. E questa cosa, in maniera davvero sconvolgente, mi avrebbe creato problemi soprattutto per loro, perché io ho le spalle abbastanza larghe, Michele, ecco. Ok, Enzo, grazie anche per questa tua franca dichiarazione e presa di posizione, una delle prime credo in diretta in una televisione italiana. Allora, adesso invece dobbiamo tornare a parlare di un argomento che certamente ci fa soffrire, perché ci fa ricordare il periodo in cui tu sei stato addirittura dipendente dal gioco. Ma che cos'è? È come essere drogati? No, guarda, è una sensazione che è difficile da spiegare, ma non c'entra niente con la droga. È una dipendenza, ma è come la dipendenza, a differenza della dipendenza dalla droga, dall'alcol, da qualcosa che te assumi, il gioco d'azzardo, la tendenza ad azzardare ce l'hai dentro, è endogena, è dentro di te, quindi combatterla è davvero molto molto difficile. È un lavoro totalmente diverso da quello che devono fare purtroppo i poveri ragazzi, le povere persone che si trovano a combattere le altre. Raccontaci la tua esperienza, come è capitato, se hai voglia, insomma, ci incuriosisce.
Ma guarda, la mia esperienza è che io avevo un padre ludopatico. Mio padre giocava d'azzardo fin da ragazzino, gestiva il circolo Arci, prima Enal, poi Arci del paese, che all'epoca erano delle bische clandestine, non erano dei circoli. La gente si giocava gli stipendi, tutto quello che aveva. Io sono cresciuto in quel clima, ho imparato a giocare a biliardo, ho imparato a giocare a poker, ho imparato a giocare e ho in qualche modo amplificato quella che era la mia predisposizione all'azzardo. Io ancora oggi, vedi, tu mi hai intervistato partendo da una polemica. Io sono continuamente protagonista di polemiche perché sono in pratica un cane sciolto, non appartengo a un partito, non appartengo a una categoria di cantanti. Io sono un uomo libero, completamente libero, con i vincoli solo della mia famiglia, non ho vincoli con qualcuno. Quindi c'è una predisposizione, tu dici, anche per il gioco. Ho la tendenza all'azzardo, ancora oggi nel lavoro non gioco più perché la vita mi ha dato la possibilità che non ha dato a mio padre. Mio padre è morto nel 2023 anni fa senza aver vinto la sua dipendenza dall'azzardo. Io invece per ora ce l'ho fatta, ma in qualche modo la veicolo da un'altra parte. E qual è l'altra parte, scusa? È il lavoro. Ah, ma allora quello con soddisfazione e con successo e anche con riconoscimenti da parte di noi, del pubblico. Ma anche nel rapporto con le donne. Ad esempio, io vivo da 35 anni con 2 donne. Non è un azzardo questo, scusami. Lo dice con assoluta indifferenza. Cioè No, indifferenza. Lo dico perché è alla luce del sole. Perché io ho combattuto, fin da quando ero piccolo, l'ipocrisia. Oh, questo è un punto. Ma come sei uscito poi dal periodo, diciamo, in cui più intensa era la ludopatia, tanto per chiamarla così, anche se tu non sei d'accordo su questo termine? Come sei riuscito a liberartene? Se vuoi dare anche un suggerimento a chi si trova in condizioni difficili, lì ci sono soldi, ragazzi, non si scherza, oltre alla salute. Suggerimenti è molto difficile dare suggerimenti a chi è vittima di questa dipendenza, però io sono uscito attraverso una dose importante di fortuna e anche attraverso l'amore che la mia famiglia non mi ha mai negato. Non sono mai stato lasciato solo e in pratica a un certo punto ho fatto io uno sforzo, un sacrificio enorme e ho deciso che non era più il tempo, perché noi siamo schiavi del tempo. Alla mia età, quando ero un ragazzino magari avevi la possibilità, avevi il tempo per poterti rifare e io l'ho avuto. Adesso non avrei più tempo per dimostrare che se ne può uscire da questa dipendenza. Dottor Cafiso, c'è il professor Roberto Cafiso che è uno psicoterapeuta. Abbiamo sentito la testimonianza di Pupo. Pupo è un uomo, come abbiamo visto e lo sappiamo già e lo riconosciamo, no? È uno intraprendente, uno che ha molto, come si dice, autostima, e dice io sono uno indipendente, faccio le cose che mi va di fare e poi ne sono in grado di uscirne da solo con la mia volontà. Ecco, ma in generale, più in generale, per persone che non hanno la stessa forza d'animo di Pupo, che cos'è la ludopatia? È veramente una dipendenza? La ludopatia è una dipendenza accertata anche attraverso le immagini cerebrali con la PET e con la risonanza magnetica. Ci sono delle situazioni cerebrali ascrivibili e sovrapponibili all'utilizzo di cocaina. Nell'esperienza riferita c'è davvero una fortuna per il fatto che uno ce la faccia da solo. Nella norma non è così, si tratta di persone che hanno una patologia del comportamento, ma anche cerebrale, e che hanno la necessità di essere trattate anche per evitare un viraggio, perché spesso la persona affetta da gioco d'azzardo patologico può virare verso altre dipendenze. Ecco, ma facciamo un ritratto così un po' alla bella e buona, così, di chi sono i soggetti che vanno a rischio o che soffrono in questo momento, secondo la sua esperienza, che è un'esperienza importante, professor Cafiso. Sono persone che hanno delle difficoltà dal punto di vista delle relazioni affettive. Parliamo di un assetto giovanile, quindi non hanno sviluppato un'autonomia adeguata nelle relazioni, spesso si legano
in modo, come possiamo dire, promiscuo e contraddittorio a delle persone o a delle situazioni che poi diventano motivo di dipendenza e si attaccano, in questo caso, al gioco d'azzardo, alle scommesse o a quant'altro, per sostenere, per rifocillare, per nutrire la propria personalità. Il rischio, come abbiamo detto, a parte quello specifico del gioco d'azzardo, è quello di poter virare verso altre forme di dipendenza ancora più, come se ne esce dure, come l'uso di droghe. Con la psicoterapia se ne esce, professore? Ma guardi, è controverso. Probabilmente serve una terapia globale, la psicoterapia assieme a degli incontri di gruppo che sono molto utili, e in una fase iniziale sicuramente anche con la farmacoterapia, perché spesso alla base di questa condizione c'è un disturbo dell'umore. Ecco, Enzo, tu dicevi io non ho di questi problemi, cioè problemi di difficoltà di rapporto con le donne, tant'è vero che notoriamente, diciamo, non stiamo facendo gossip, l'hai detto tu stesso, sono legato a 2 donne, quindi non è questo il tema, il problema che ti ha portato al gioco d'azzardo, però stiamo parlando di centinaia e centinaia di migliaia di euro. Pensate, abbiamo già detto che soltanto in Sicilia si giocano 7 miliardi,6, cioè quasi 8 miliardi. Pensate se questi soldi potessero essere utilizzati per, come dire, lavori pubblici, servizi, abbiamo sentito poco fa le equilibriste, insomma, problemacci grossi. E voi, professor Cafiso, avete organizzato a Bologna uno sportello, forse il primo in Italia, che si chiama Vita in Gioco. Ce ne vuole parlare, professore? Sì, si tratta della possibilità di avere un supporto per le persone che in un certo senso hanno delle problematiche iniziali di questo tipo, dove oltre a dei consigli, attraverso degli esperti possono essere indicate alcune strade, alcune soluzioni, che poi sono quelle di rivolgersi ai servizi pubblici, perché teniamo presente che il giocatore d'azzardo spesso ha delle difficoltà economiche, e quindi andare, io lo sconsiglio, verso delle forme di terapia private a pagamento può essere un onere che si aggiunge al disagio. Attraverso questo sportello è possibile accedere alle opportunità che in Emilia-Romagna magari sono un tantino di più rispetto alla nostra regione, in Sicilia, e quindi trovare dei percorsi, delle strade utili al trattamento del problema. Sì, professore, sono Emanuela Corsi, volevo farle una domanda. Lei proprio parlava di disagio socio-economico, perché c'è un aumento di giocatori proprio là in quelle fasce dove ci sono più bisogni, quindi dove c'è anche più povertà. Come si può prevenire questo fenomeno? Perché parliamo di gioco d'azzardo, ma non è che tutti giocano a poker, tanti giocano all'otto, tanti giocano con i gratta e vinci, quindi... Non è un caso che abbiamo delle regioni, leggasi la Campania, la Calabria, la stessa Sicilia, la Lucania, dove la percentuale dei giocatori, probabilmente per i motivi che lei diceva, è elevata. A volte si tenta di sbarcare che il lunario giocando, e quindi in un certo senso, in questo senso è abbastanza ovvio dire che l'opportunità di lavoro sarebbe, come dire, in parte una soluzione. C'è da dire però questo, che il giocatore d'azzardo, e questo lo abbiamo dimostrato attraverso le neuroimmagini, non gioca neanche per vincere, non si scoraggia quando perde, gioca per l'eccitazione che dà la scommessa. Ecco. E quindi in ogni caso è difficile il trattamento, entrati in questa sorta di
tunnel, proprio perché c'è bisogno di svezzare il giocatore dal bisogno di eccitarsi mentre scommette. È la scommessa, che è il brivido della scommessa. Siamo già, ce ne aveva descritto in maniera magistrale Dostoevskij sin dai tempi. A tutti e due vorrei chiedere, allora, bel quadretto, siamo in 4, sicuramente a casa ci staranno seguendo e avranno detto sì, però la mafia, le mafie ci mettono le mani, e come? È vero, professore, è vero, Enzo? È vero, perché in genere il giocatore che si cronicizza ha necessità di acquisire denaro. Dopo aver fatto il giro del parentato si deve rivolgere agli strozzini, che sono, come dire, delle longhe mani della mafia o delle mafie. È lì che inizia l'iter tormentoso, tormentato del giocatore. Diventa fondamentale anche un'assistenza legale, certo, e le ASL dovrebbero fornire anche questo per spingere il giocatore a denunziare, per non finire, come dire, strozzato dagli speculatori che attraverso gli strozzini che le mafie penetrano. Enzo, qual è la tua esperienza? No, allora no, qui c'è, finché ognuno svolge il suo ruolo, finché il lupo fa il lupo e l'agnello fa l'agnello, allora le cose sono chiare. È quando il lupo si traveste da agnello che è il problema, perché la prima associazione, non dico mafiosa perché non è mafiosa, è da cambiare, la prima gestione che dovrebbe cambiare il rapporto con il gioco d'azzardo è proprio lo Stato. La mafia, la mafia fa la mafia, lasciala fare, la mafia fa la mafia, ma lo Stato mette in condizioni questi disgraziati che sono dipendenti dal gioco, li mette in condizioni con la tentazione del gratta e vinci, delle slot machine legali, del superenalotto che vinci hai una probabilità su 6 miliardi, quella è proprio truffa dichiarata, capisci? Quindi allora la gestione del gioco d'azzardo è fatta da persone incapaci di gestire chi va a usufruire del gioco, quindi c'è proprio un'incompetenza da parte delle istituzioni. Certo, è una denuncia importante quella che stai facendo e ci fa piacere, al di là non è una novità, di eccessi. Non sto dicendo niente di nuovo. Comunque è importante sentirtelo dire. Ancora una domanda che vorrei fare a Enzo, che ripeto rimane comunque un artista amatissimo da tutto il pubblico, non solo in Italia ma anche all'estero, come ci ha raccontato. Quali sono i tuoi prossimi impegni? Dove ti vediamo? Stasera e domani sera al Teatro Manzoni di Milano ho fatto 2 sold out pazzeschi con il mio spettacolo Su di noi, la nostra storia, dove racconto anche la mia dipendenza dal gioco d'azzardo, mettendo in guardia nei termini dialettici che stamattina ho anche usato, mettendo in guardia chi viene a vedermi da questo tipo di pericolo, insomma. E quindi poi il 19 maggio chiuderò la stagione teatrale al Teatro Ariston di Sanremo, dopo partirò per il Canada, poi tornerò in Italia, ma andrò di nuovo all'estero, nelle varie repubbliche ancora accessibili dell'est, e quindi fino alla fine dell'anno. Un programma intensissimo. Sì. Complimenti, in bocca al lupo per stasera. Intanto, e grazie moltissime a Enzo Chinazzi, che conoscete come Pupo, e grazie anche al professor Cafiso che ha fatto questa importante iniziativa, oltre a descriverci quali sono i termini, questo gusto di sentire il brivido della scommessa, che è questa la vera malattia di chi diventa dipendente, che però poi ha aperto a Bologna questo importante sportello Vita in Gioco. Adesso ci tiriamo un po' il fiato con un sorriso, con Insieme. Eppure, sai, frequentandoti e conoscendoti, io mi sono fatto l'idea che tu sei il classico tipo
che non sei a favore della fecondazione assistita. E certo che non so, perché tu sei a favore della fecondazione assistita. Ma stai scherzando? È un passo avanti verso la civiltà. Secondo te è giusto? Ma assolutamente sì. È giusto. Un maschio e una femmina stanno facendo il figlio e tutti che assistono. Alla fine ci fanno l'applauso. No. Ma non l'ho capito. No, aspetta. Cioè, mentre due stanno facendo... No, la fecondazione assistita non è che c'è un pubblico. Ci sono le persone. No, è un aiuto per avere dei figli. Pure l'aiuto, ce l'ho. Ma no, ma che capisci? Ma per favore, tu di scienza non ne capisci no, niente. sei tu che non sai tu. Io. Di come nasce un bambino sai la cosa gradevole. Cioè quale parte? Quella, la prima. Però non sai poi che cosa? scientificamente c'è tutto un procedimento come nasce il bambino. Cioè io non lo so. Non lo sai. E tu di conseguenza lo sai. Certo. Me lo spieghi per Io favore? ho letto un libro di Piero e Angela. Bravo. E c'erano scritte tutte cose. Bravo. Un libro di Piero e Angela. E chi sono? Saranno un fratello e una sorella che scrivono. Cioè, Piero Angela è uno solo, è uno. Vero? Sì. Piero la mattina e Angela la sera. Piero Angela è una persona sola. Io ti spiego scientificamente come nasce il bambino. Sentiamo Tu scientificamente. lo sai che l'uomo non è uguale alla donna? Ma che stai dicendo? Te lo giuro. L'uomo non è uguale alla donna? No, completamente. Ma non lo sapevo. E te lo dico e io. in che cosa differiscono? Allora, nella donna, sì. Se tu passi la mano, sì. così, non pince, non truppichia. Cioè che sì, in italiano che vuoi non si dire? brocca. Non sbatte, non si blocca. E perché? È tipo un boschetto senza l'albero, capito? La donna. Mentre nell'uomo se passa impince. Impince perché c'è l'albero? No, il bracciolo. C'è un bracciolo? Una specie di bracciolo. C'è una specie di divano? No, un bracciolo. Allora, l'uomo per fare nascere il bambino scientifico, con questo bracciolo deve fare una certa entratura nella femmina. L'uomo? Sì. Deve fare un'entratura? Nella femmina. Ma tutto questo termine è scientifico. Quindi un uomo deve fare un'entratura con il bracciolo nell'uvaro della femmina. Nell'uvaro? Sì. Perché noi stiamo parlando, eravamo pieno un pisciaiolo. L'uvaro. No, non si chiama utero. Comunque fa questa cosa, poi a un certo punto al maschio, mentre fa questa entratura, ci viene una specie di nervosismo che si chiama organico. Organico. Ma entra così o chiede permesso? No, dice c'è permesso, posso entrare, sono venuto a salutare. Vedi che è educato, Esatto. Picciotti educati, così giusti. E la signora ci dice, va a assaggiare che c'ha conso. Ma è scritto marità, te che pare che la mia museo, ma stiamo scherzando. Mentre c'è questo organico. Questo organico che non è quello che ci sono. Si chiama, è una specie. Può essere che si dice orgasmo. In francese, ma in italiano è organico. Scusate, ma voi parlate dal bracciolo del maschio escono qualche cosa come 950.000 armaluzzi, animaletti, nichi. Tipo fulmicolo, scavalchi, così che vanno dicendo. E questi sono i strapatapatozoi. Bravo. Scusa, me lo ripeti di nuovo che non ho capito bene. Si chiama... No, scusate un attimo. Si chiamano... Strapatapatozoi. Ecco, ora fategli l'applauso allo scienziato. Ma chi dici? No, chi dici tu? E questi strapatapatozoi corrono verso l'uovo della femmina. No! Verso l'uovo? L'uovo, sì. Ma perché chi ha? Dina! Le femmine hanno l'uovo. Le femmine hanno le ovaie. Comunque è stabilito che la donna non deve mai fare il bidet con l'acqua calda. Perché? Diventano le ovaie sode ed è pericoloso. Tosi e Totino, simpaticissimi, 8:51, abbiamo qualche notizia ancora sui quotidiani? Sì, è proprio vero che il lavoro è proprio la panacea di tutti i mali, prima lo sentivamo anche per prevenire appunto il gioco e quindi chi lavora dopo i 65 anni, c'è questo studio pubblicato dal Corriere della Sera, vive di più e meglio. I risultati degli studi scientifici sul pensionamento attivo, evita il declino cognitivo e riduce l'isolamento sociale. In Italia i lavoratori over 65 sono il 5%, la media OCSE invece è del 15%. I pensionati che lavorano, andiamo a vedere, in Italia sono 444.000, non gravano sulle finanze pubbliche, l'86,4% è over 65, i settantenni sono il 45,4%, gli uomini sono il 78,4%, vivono maggiormente al nord il 65%,
riconoscimento e si tratta di autonomi. Viva! Lunedì 15 maggio, accadde oggi. Allora, senza lunedì 15 maggio 1797 le truppe francesi entrano a Venezia ponendo fine alla millenaria Repubblica di Venezia. Sono stati i francesi. Nel 1860, 15 maggio, a Calatafimi i 1000 guidati da Garibaldi sconfiggono i Borboni. Il 15 maggio del 1910 la nazionale di calcio italiana fa il suo esordio sconfiggendo 6-2 la Francia, così imparano la storia di Venezia. Il 15 maggio del 1928 negli Stati Uniti esce il cartone animato L'aereo impazzito, che è il debutto di Topolino e Minnie nel 1928. Nel 1940 negli Stati Uniti vengono messe in commercio le calze di nylon. Il 15 maggio del 1940 a San Bernardino, città americana, 2 sconosciuti che si chiamano Dick e McDonald aprono il loro primo ristorante, il McDonald's. Il 15 maggio del 1946 viene approvato, firmato e promulgato da Umberto II d'Italia il decreto regio che sancisce lo statuto di autonomia della Regione Sicilia, che tuttora è in vigore. E il 15 maggio del 92 a Genova si apre l'Expo con il tema Cristoforo Colombo, la nave e il mare, in occasione del 500° della colonizzazione europea delle Americhe. Tutto questo lo ritroverete fra pochissimo in un video molto bello relativo al fatto che nel 1940 a New York è nata l'attrice e cantante Lane Kazan, con la quale vi lasciamo con la sua versione di Copacabana. Qualche anno fa nasceva anche il nostro direttore, tanti auguri Antonio. È tutto, grazie e ci vediamo domani. Was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco.